L'umanità, diceva il professore Bellavista del compianto Luciano De Crescenzo, si divide in presepisti e alberisti e questa condizione secondo lui andava scritta sulla carta d'identità. Mentre gli alberisti sono prevalentemente nelle regioni del nord, qui nel meridione, a Napoli, siamo tutti rigorosamente presepisti. E fosse solo perché quando eravamo bambini i nostri genitori ci accompagnavano mano in mano a San Gregorio Armena a comprare il nuovo pastore ogni volta, ma anche perché la tradizione del presepe napoletano ha radici antichissime. Il presepe nasce naturalmente a Greccio nel 200 con San Francesco, ma già nel 500 San Gaetano d'Atiene, Napoli, città teatina, realizza e inventa quello che è considerato il presepe napoletano. Lui in realtà ebbe la grande intuizione di diffondere il presepe non solo nelle chiese, ma soprattutto nelle case dei napoletani e poi arricchì la scena presepiale con delle figure del popolo napoletano, lo rese molto più vivace, mescolando in questo modo sacro e profano. Ma il vero grande testimonial del presepe napoletano del Settecento è niente proprio di meno che il re Carlo di Borbone. Sì, lui si divertiva a realizzare i pastori e sua moglie Maria Amalia di Sassonia si divertiva a vestirli con le sete più preziose del regno e nasce nel Settecento le regole del pastore napoletano. La dimensione deve essere quella di un quinto del corpo umano, fra 30 e 35 centimetri. Mani e piedi devono essere rigorosamente di legno, la testa in terracotta policroma e gli occhi di vetro. E soprattutto il corpo deve essere fatto in fil di ferro e stoppa affinché possa assumere tutte le dimensioni desiderate nel presepe. E nel presepe napoletano del Settecento c'è sempre un tempio di luto, una colonna spezzata. Nella versione religiosa la colonna spezzata simboleggerebbe il passaggio dal paganesimo al cristianesimo. C'è una spiegazione anche laica. Carlo di Borbone, quando dovette pensare al luogo dove ambientare la natività, a riprodurre Betlemme, pensò ai primi reperti che venivano fuori dalla villa dei papiri di Ercolano. E allora Carlo di Borbone fuse nel presepe napoletano le sue due grandi passioni, il senso di religiosità nel riprodurre la nascita di Cristo e dall'altro lato l'archeologia dei Cesari, riproducendo i primi reperti che venivano fuori da Ercolano. Ma anche in questo caso il suo confessore spirituale, padre Gregorio Rocco, un domenicano di Sant'Anastasia, disse: Maestà, ma fatto così il presepe è troppo austero, bisogna avvicinarlo al popolo. E allora fu padre Gregorio Rocco che introdusse nel presepe del Settecento, quello che arriva fino ai giorni nostri, gli elementi della Napoli contemporanea. Il macellaio, che ha la fila di salsicce, il pizzaiolo napoletano, l'osteria con i giocatori di carte, la lavandaia, la capera che è la pettinatrice a domicilio, però quella è un po' chiacchierona, un po' pettegola. Facciamo così, io direi di non metterla quest'anno sul presepe perché quella getta zizzania fra tutti i pastori. Non la mettiamo.